Sul fotovoltaico, io devo dire, in questo caso ovviamente ringrazio l'amministrazione per l'attenzione, devo dire finalmente, che si vuole porre su quelle che sono, o quella che dovrebbe essere l'individuazione delle aree inidonee per la realizzazione di parchi fotovoltaici a terra. L'abbiamo chiesto già da questa primavera, arriviamo adesso e speriamo di non arrivare lunghi, Assessore, nel senso che magari ora andiamo a individuare delle aree per noi ritenute non idonee o comunque per la Regione Friuli-Venezia Giulia ritenute non idonee e poi rischiamo di trovarci degli impianti che verranno realizzati magari in quelle stesse aree solo perché ci abbiamo messo 11 anni. 11 anni per individuare le aree non idonee. Comunque, il nostro emendamento, il 4.11, Assessore, non so se ha avuto modo di vederlo, è praticamente il comma 2 dell'emendamento su quella che era la nostra proposta di moratoria presentata in occasione dell'esame della proposta di legge 134 del collega Sciaurli nell'ultima seduta di Consiglio, che va a salvaguardare quello che viene definito agrivoltaico, ovvero quegli impianti che dovrebbero permettere la continuità dell'attività di coltivazione agricola e pascolare nonostante l'insediamento dei pannelli fotovoltaici sui terreni, perché vengono messi con determinate caratteristiche, a determinate altezze, a determinate distanze l'uno dall'altro, che non hanno niente a che fare con gli impianti nominati agrivoltaico presentati in Regione negli ultimi 3 mesi, che di agrovoltaico hanno solo il titolo. Però per il resto sono parchi fotovoltaici a terra come tutti gli altri. Per cui io ovviamente le volevo porre all'attenzione questa problematica perché ci sono ovviamente molte discussioni nel nostro Paese anche su questo tipo di attività, però vi ricordo e le ricordo, Assessore, che i parchi fotovoltaici a terra non sono incentivati dallo Stato, per cui non c'è nessuna via libera. Bene. E chiudo, Presidente. Sì, perché abbiamo veramente non c'è nessuna via libera ai parchi fotovoltaici a terra per quanto riguarda né l'Europa né lo Stato, mentre l'agrivoltaico sì. Per cui Grazie, abbiamo consigliere deciso di Sergo. aggiungerlo.